Noi andiamo a divertirci sugli sterrati a 2-3 mila metri con... Scusate, ma bella stazione? Ecco, quindi ne vedrete delle belle. Buongiorno, sono le 7 di mattina, mi sono svegliato con loro e mi dicendo ci sono già i morti. Bisogna organizzarsi bene, cazzo. Ma fa freddino, ora sono 8 gradi, Adesso sì. Allora lui ci abbandona, nel senso fa l'ultimo giorno, monta via tutto e domani torna che tanto abita qua vicino. Perché bisogna organizzarsi bene qua con tenda e tutto. Non aveva il cuscino, aveva freddo, non aveva il saccappello giusto. Buongiorno in questo bel campeggio, andiamo in bagno, ci sistemiamo e poi andiamo a fare colazione. Ehi tu, se sei alla ricerca di un bell'uomo, vieni a conoscere Max. Dopo doccia è ancora più sensuale. Ciao Max. Buongiorno. Sì, perché ho fatto un po' di racconto. Tutto a posto? Sì, beh, un gran freddo stanotte. Tutti freddo, io invece sono stato benissimo. Io mi sono svegliato con una notifica su Facebook, su YouTube. Che uno ha commentato il fatto che guarda tutto bello il video del Piemonte, però io il vostro amico che ha cambiato le gomme l'avrei aspettato. E mi sono sentito un po' una cacca. No, invece io non ho avuto nessun problema. Perché sono abituato anche a stare solo. Lo so, ma l'avrei fatto anch'io da solo, vi avrei detto anch'io di andare avanti, me la sarei goduta da sola perché da soli comunque è figo. Noi stiamo facendo vedere dei bei video in cui stiamo di gruppo, però io sono per i viaggi da soli, per le esperienze da soli, come avevo fatto io il Piemonte l'anno prima perché è bellissimo. Una notte drammatica, io ho dormito, però in verità se non sei abituato a dormire sempre in tenda un po' ti devi, guardate che spettacolo, un po' ti devi abituare. Io fortunatamente mi ero preparato con un nuovo saccappelo comprato stavolta da 0 gradi, con il sacco lenzuolo anche in seta, 14 euro Decathlon, da dormirci dentro. Ho dormito con le calzamaglie e una maglietta di seta e lana, cioè sono stato bene, col freddo non l'ho proprio patito. Il problema era i suoni fuori, c'erano botta di animali in calore, non so se erano alci, cose, ma facevano un bordello, cervi, un bordello. Grande zio che ha portato il caffè, non puoi venire con un sacco appena sti. Vediamolo zio. Tu invece? No, io avevo la mummia da 0 gradi. Mummia da 0 gradi, perfetto. Però non riesco a dormire dentro la mummia. L'ho aperta e mi sono dovuto vestire e l'ho messo sopra. Perché faceva freschetto comunque? No, perché non riesco a stare dentro la mummia. Ah, perché sei stato... sì. Eri solo molto stanco. Grazie zio. Ci fermiamo per strada, anche perché poi arriviamo pure subito. Amici del tubo, dopo questa mattina calda, lo zio è prontissimo, siamo tutti pronti, ovviamente stanno aspettando solo me. Ci mettiamo abbigliamento invernale, andiamo a fare colazione, poi piano piano siamo vestiti a cipolla, appena il sole piano piano esce potremo finalmente liberarci di un po' di vestiti. Oggi ci aspetta la via delle vette e poi anche tutto l'altopiano delle maglie della zona. Bene, un'umidità pazzesca di notte, bello. Stamattina, soprattutto qua in montagna, c'è sempre una luce. Prima tappa colazione e poi si parte. Benvenuti a Sauris di sotto. Là c'è un bar. Disco bar. Eccoci qua.
Benvenuti al secondo episodio di questa avventura, che dal Veneto ci ha portato in Friuli tra strade sterrate e cime panoramiche. Dopo una notte impegnativa e una bella colazione, ripartiamo subito alla volta del lago di Sauris, da dove partirà questo nostro secondo giorno. Se siete nuovi di questo canale e non mi conoscete, io sono Alessandro Failla, un himalayano veneto che con la sua Royal Enfield ama viaggiare e girare in sella per poi raccontare il tutto con questi video. Allora, dicono che è più bello di qua. Guarda giù. Oh, minchia! Bello, guarda che bello. Prima di continuare, sperando che questi miei racconti vi piacciono, vi propongo di iscrivervi a questo mio canale per non perdere i futuri video e scoprire tutti quelli già pubblicati. Io mi sposo con quella, guarda che Porsche, sono macchine che non costano, wow, un'altra Porsche. Pronti? Via! Eccolo! Bella grandona, wow, altro che Jaffarau. È un po' bagnato, sì. Eccoci qua, insieme alle porcone, guarda che belle. Passo pura. Siamo a? Bello, Sì, Passo Pura. Passo Pura. Siamo a 1420. Che bello. Fa freddino, dicevo che è la prima volta che riesco a essere a quest'ora, una mattina presto qui a alta quota nelle Dolomiti ed è molto bello. Intanto vi faccio vedere queste bellissime Porsche. Guarda che bella questa, bassetta. Ma guarda che vintage. Bello. Complimenti. Spettacolo. Scuderia Amici. Guarda questa. Complimenti. Belle curve, bello asfalto, una bella strada, un panorama anche bello, un po' di foschia però. Guarda sti bravi ragazzi, guarda sti bravi ragazzi. Guarda. Facciamo benzina, faccio 10. C'ho i freni dietro che fischiano. Matteo, sono finite le pastiglie, vediamo. Eccoli qua, questi sono i paesini assurdi dell'Italia, dove non c'è poco, dove c'è poco, è tutto bello, lasciato un po' così, con chiesetta. Mancava solo il tabacchino, l'hai visto?
strada qua distrutta, meglio togliere il coso. Cazzo, piano mi frena, porca troia, devo togliere l'ABS. Ragazzi, vedi, questa era una situazione in cui se l'ABS ce l'hai su è un dramma. Sì, devo toglierlo, perché là se non mi frenava sarei andato giù per il 1, 2, 3, 4, 5. Bello boschetto, belli odore di funghi, belli sti boschi. Qua di qua. Oh! Sì. Allora, siccome non lo conosco e nessuno di noi lo conosce, andiamo piano. Sì, è già finito. Bello, perché ho queste strade tra sterrato, strada con cemento, strade con asfalto, si entra in un bosco, quando si esce, boom, appare questa vallata con queste casettine, queste piccole baite, è proprio bello. E quindi da Ravascletto, che là c'è il cartello, inizierà la panoramica delle vette. Esatto, vediamo se andiamo a fermarci da qualche parte a mangiare o oppure prenderci un panino. Sandro, vieni qua un attimo. Perché non c'è niente sopra? È chiuso, l'unico posto è chiuso. L'unico Non posto. c'è niente. L'unica baita su in cima è chiusa, ho chiamato perché quest'anno per cose personali devono chiudere prima. Quindi o mangiamo qui o ci portiamo su un panino e la mangiamo Era lì. bello sì lassù da mangiare. Sì. Allora, ipotesi numero 1. Andiamo a Ravascletto, compriamo qualcosa da mangiare, ce lo portiamo su e mangiamo su. Ipotesi numero 2. Ci mangiamo un panino, una birra a Ravascletto. Andiamo su con calma, ci facciamo la panoramica. Se abbiamo voglia, quando torniamo giù, che siamo a Varo, che sarà l'1:30, l'una, ci mangiamo qualcosa prima di affrontare il ritorno delle Malghe fino a Sauris. Bene, cerchiamo quindi un posto qui dove si può mangiare un po'. Che bei paesini tutti fatti così. Barra 250 metri per questa viettina qua da biciclette. Beh, si poteva passare in moto. Boh. È aperto! Guarda! Ragazzi, una bella sosta, panino, birretta e poi si riparte in questo bar Edelweiss. Guarda che giovani, guarda qua i bravi ragazzi. Tutti si servono lo stesso. Guarda che adesso un'ora. No, adesso un'ora in banco. Allora, da qui è tutta una bella salita stretta di montagna su strada asfaltata, però piacevole perché la bella aria fresca, anche se a quest'ora sono mezzogiorno e 30. Occhio, un po' a volte la strada è disestata, quindi asfalto distrutto, buche, ma come sempre si stanno comportando benissimo. Adesso c'è un bel tornantino, grazie a Osman che ci porta sempre ovunque senza problemi, però ultimamente mi sta crashando l'app, non capisco perché. Un po' di sassi buttati qua così per terra, via. Qui nella parte finale di questo colle la strada si fa un po' più stretta, iniziano i tornanti e si inizia a salire sempre di più, come potete vedere dal paesaggio fantastico, dal panorama.
Eccoci qua, siamo nella panoramica delle vette, tutta sterrato così, semplice, viaietta, terra, molto bella soprattutto dietro si vedono tutte montagne così. Mi alzo un po' in piedi, accelero un po', devo ritrovare il gruppo perché mi sono fermato un po' col drone a farci inseguire. Guardate che spettacolo là in fondo. Qua anche stile col burrone di lato. Forse dobbiamo andare là sotto o piano qua. C'è sempre possibilità che arrivino macchine o bici al contrario o moto. Eccolo infatti. Piano. Qua ABS tolto sicuramente, perché se non freni bene rischi. Bello, però non è da correre qua, devo andare piano, goderselo anche in due, piano piano, è una strada perfetta, tipo eroica. Bello qua, bel passo, bel passaggio qua. Un po' sì, non vorrei dire sale perché non è, però mi piace perché è una specie di tornante buttato là nel nulla. Bello. Conoscete la panoramica delle vette? È quella bellissima strada panoramica sterrata chiamata Strada Bianca che potete trovare in Friuli e che vi dà la possibilità di godervi di questo panorama. Bella, siamo arrivati su, penso da quei tornanti che vedete qua sotto. La strada continua e andrà fino di là, ma si vedono tutte queste vette, queste cime di Dolomiti fantastiche. Sono rimasto da solo, i ragazzi sono già avanti perché io sono sempre il solito che me la voglio godere e più che altro c'ho il drone, c'ho un po' di cose da riprendere. Ecco, mi sono fermato anche per bere un po' di acqua, però sì, merita. Allora, come ho detto prima, non è una stradona quella tipo da fare off e figo, divertirsi, ma perché c'è un burrone comunque tutte a ghiaia, non è pietri, però è molto bella e in due secondo me con una moto, anche con l'Himalaya, te la godi, è molto romantica, anche perché guarda che bello, proprio un bel paesaggio. Sì, ora sto qua a contemplare. Scusate, mi sono fermato un attimo, relax. Mezz'ora? Andavo piano e mi sono fermato col drone, 2 foto, 2 storie. Parlando con Max, aggiorniamo la vetta, siamo a 2000 metri, dritti a destra. Bene, quindi sì, la strada panoramica delle vette era corta, quella parte lì tutta in strada bianca, ma con della bellissima vista a 2000 metri. Adesso infatti parte la discesa in strada normale, ma ne abbiamo ancora perché adesso faremo la strada delle Malghe. Mamma mia, il 10,4% dipendenza. Devo frenare meno,
Infatti Matteo quando mi cambia le pastiglie fa: Madonna, ma te freni sempre. Nuova tecnica per raffreddare, che senti che spuzza. Siamo a Mieli, siamo scesi di 1000 metri, siamo a 6. Ve la raccontiamo. Mi avevi messo la borsa dietro. Ho capito. Ah, hai capito? Siamo venuti qua. Ti ho fatto benzina, non ci ho più pensato. Ma neanch'io. Poi qui abbiamo fatto il saltino. Max mi fa: guarda che hai perso la borsa. Io ho detto: cazzo, l'abbiamo lasciata là. Quindi in salita mi sono fermato per fare inversione. Caduta, mi sono ribaltato, l'ho tirata su tutto ansioso. Andiamo a prenderlo il drone. E poi arriva lo zio con la borsa in mano perché ce l'avevo dietro. Ma va. Ma va, uno striscio sul coso di plastica. Cioè, sei caduto sì o no? Cazzo. Io mi sono fatto anche una capriola per rialzarmi. Sono un atleta io. Non venite in Piemonte con me, vi porto in strade brutte. Dov'è la costola? Sì, ma sono caduto qua, devi farmi cadere sullo sterrato. Cosa vuoi che sia caduto? Non ho fatto niente. Ecco ragazzi, sono caduto anch'io. Eccoci qua, ritorniamo nei boschi in salita, tanti bei tornantini con asfalto disfatto, distrutto. Sentila come il mio motore quando fa fatica sfarfalla. Allora qua è una bella salita, che la Ima con i suoi 24 cavalli ce la fa, ma in prima, che in seconda fatica, però in prima piano piano, tanto dove non c'è niente da correre. Esatto, mette in seconda, vedi che fa fatica, in prima piano piano. Voilà. Seconda, è una bella salitina questa, quindi in prima piano piano sì, trattoriamo. Ho detto salita, che salita abbiamo fatto? Questa strada da Mione al Passo della Forcella è molto famosa, una salita impossibile che si chiama Stentaria. Solo il tratto da Mione al Passo, i numeri sono pazzeschi, distanza 6 km, dislivello 1111 metri, pendenza media 18,27%. Pendenze pazzesche in prima ragazzi, non ce la fai in seconda. Ma piano piano ci godiamo questo paesaggio, perché se correvamo come dei matti qua te lo guardavi. Oh, ma siamo veramente messi così? Quanto è? 45? Come siamo messi? Sì che è 45 gradi questo quasi. Ma con tratti abbondanti oltre il 20% e punte del 28%. Comunque, una volta arrivati in cima, vedrete che si prosegue sulle strade sterrate che portano poi alle malghe di Sauris. Zazan. A noi lo Stelvio ci fa una pizza con questa cosa. Sempre il solito, ogni volta che andiamo da qualche parte troviamo qualcuno che si conosce. Eccoli qua, e lui conosce loro, ovviamente. Però mi pare che avete fatto, mi diceva, ciao, un bel giro. Ci sono di quei posti, ma ci sono di quelle persone, ma ci sono di quei giri di motociclisti meravigliosi che quando ti fai un giro ti fermi un attimo per pisciare, a un certo punto guardi a fianco, c'è uno che piscia, ma ciao, ti conosco. Ecco, e stiamo parlando su dei bei sterrati da andare a fare, molto belli in questo bellissimo paesaggio, che vi ricordo che siamo arrivati da una salita forse di 30%. Un giorno vorrei provarla. Un giorno vorrei molto provare queste moto qui. Guarda che bicicletta. Guarda che bicicletta. Guarda che bicicletta, piccolina. Quanto peserà? 80 kg? Spettacolo. Amici, 70 anni 72 ha detto. 72 anni qua così a divertirsi. Grazie. Buon divertimento. Ciao. Lei era sempre rotta, ne ho cambiate 3.
bellissimo. Discesa, culo sempre indietro, piano qua, madonna che freni, fantastico, quanta pietra alta, pietrazzi, pietre, porca rotto, avrò rotto. Piano, passeggiamo, passeggiamo. Spettacolo. Porca troia. Bello. Che qua il drone, guarda là che bella panca. Wow. Allora, a parte i freni maledetti, è bella, è una bella strada, una bella strada. Sì, sì. Meglio che vado a destra. 1, 2, via. Buca. Occhio qua. Posti da foto. Stiamo scendendo. Sì, se no cosa fai? Dove vai? Ma noi qui non abbiamo alternative. Che spettacolo! Siamo entrati un po' abusivi e c'era scritto che la strada era in costruzione, infatti era in costruzione, però dai, siamo riusciti a passare. Bella. E per oggi finisce qui. Siamo tornati, come vedete là in fondo, al lago di Sauris. Dopo queste bellissime avventure. Contessa, sei stata bravissima, come sempre lei va. Mamma mia ragazza, quanto ti ho fatto soffrire oggi, tra una caduta da fermo, sterrati, salite a 30 gradi, cioè ragazza sei bravissima. Adesso che bel panorama, adesso andremo a mangiare qualcosa, vediamo, e poi docciona. Proprio bello, spettacolo, proprio bello. Guardate la mia faccia stanca, guardate quello dello zio. Che giro, che stufi. Caffè, Ride Club, Royal Enfield, Caffè Italia, Mocha. Anche Joe è stanchino. Guarda lo zio. Pansetta. Anche com'è? Cosa ci dici di questo bel giretto? Beh, direi che è stato bello, molto. Direi che è stato estremamente... Siamo stanchi. Diciamo che se avessimo dormito questa notte, sì, probabilmente troveremo anche le parole giuste. Anche il sonno da... C'era la segheria, in ordine, la segheria e il musso. E il musso. Il muso e i cervi? I cervi. I cervi. I cervi tutta la notte andati avanti. C'era un bel dopo casino. I campanazzi delle mucche. Le mucche, sì. E poi le campane.
E le campane. E certe persone che sanno che vengono in inverno a dormire qua e si portano un saccappello da 15 gradi forse, estivo, senza un materasso da mettere sotto per l'umidità, esatto. Ed è molto importante, se un giorno tu vorrai fare campeggio wild con la tenda e andare anche in Campo Nord in tenda, come vuoi, non seguire il mio canale, non l'ho mai fatto, però ti posso dire che se dormi in tenda al freddo, prima cosa devi mettere il telo sotto, quello contro l'umidità. Non ce l'ho neanche io. Ecco, prendere un bel materasso dove ti puoi rilassare comodamente, la schiena e tutto, dopo chilometri di strada o sterrato, che deve anche quello avere un certo range di trattenere l'umidità, un saccappello decente e voglia di fare queste cose avventuriose, giusto? Ogni tanto lui guida, no? Con le mani fa così, vuol dire che sta parlando col casco, sta facendo un video e lui parla, no? E lui è là che parla e ti indica e tu guardi e fai, ma che cazzo sta facendo? Ma cosa c'è da guardare? Ah sì, il panorama, ma che bello, sì. Poi ma aspetti 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, prendi paura perché dici torni indietro, è finito nel burrone. No, mi sono disteso sulla panchina e ho fatto il sonnellino. Mi stavo trastullando le gonadi e così. Le gonadi. Ma voi lo sapete che siete sul tubo adesso? Ma sapete che io oggi pensavo che dobbiamo attaccare gli interfoni, dovevamo avere gli interfoni in 4 in 5 moto e attaccare il video che si registra l'audio, così quando si va in via per 3-14. Ma sai come loro se si divertono e ridono come dei matti dopo? Sì, ma sai la censura? Bibi! Lasciamo stare la censura. Comunque ci siamo ripresi, abbiamo mangiato un po' di berrette al posto del pasto, ne ho mangiate 2, quindi non c'è il caffè. Guarda, devo ancora berlo, è ancora tutto qua e lo sto spandendo. Uno ci ha lasciato, Sandro ci ha lasciato. Ciao Sandro, è stato un piacere, ma sono sicuro che domani, visto che abiti là vicino al Vajont, ci ritroveremo lì per fare l'ultimo giro. Oggi è uno sterrato di tutti i colori, dal un po' noioso al semplice, al complicato, al difficile, al tecnico, a salite pazzesche. Una bella giornata. E come secondo giorno, sì, ok, siamo alla fine, domani terzo giorno. E Max è andato a farsi una bella piscina, io adesso prenoto un posto dove andare a mangiare chiedendo alla tipa. Vabbè, ci vediamo più tardi che vi aggiorniamo. Guarda, i bravi ragazzi qua. Per il Natale. Stanchi, andiamo a mangiare quando sono già pronti per il Natale. Guarda che bel posticino. L'hotel Neider con 2 simpaticissime tenere, che belle austriache qua davanti, ma proprio belle tenere, proprio bello, è una bicicletta. Ragazzi, io ho sbagliato tutto nella vita, a parte che dopo parliamo di questo posto e di chi lo gestisce, però guardate lo zio che cosa fa con il telefono e guardate il... Coraggio, non è successo niente. Guardate Giovanni cosa fa col cellulare, poi... Cioè il Motorola, prendi il telefono, lo sbatti così si accende la luce. Però non è solo questo, cos'è che c'è anche? Ti fa anche il selfie in base a come lo smanetti. Lui ti fa le foto, incredibile. Comunque siamo venuti a mangiare qui, non so se si sente, e c'è lo chef, una ragazza che ha la classic, ok, è una Royal Enfield come noi, sì, e quindi abbiamo subito... Scusa, io parlo da solo, sono un pazzo. Anche tu hai Royal, vedi che siamo un gruppo Royal, guarda là dietro, guarda. Che cos'hai? Matteo 350. Vedi. Noi siamo i malayani veneti. Ho visto la maglietta. Anche io veneto. Di dove? Mestre, ecco, anche in bar è mezzo mestrinese, Ah sì? Ecco, il mondo è piccolo, vai in Piemonte e trovi vicentini, Himalaya anche qua. Cioè, hai capito, lo chef ha una classe 3, quella a fianco a noi qua che mangia è di Mestre, Veneta, di Mestre, con una anche tu hai una Royal Enfield. Tutti hanno Royal Enfield qua. Mangiamo, va. Una volta ero io sul Tresillo, io su un albero e la moto su un altro.
Avessi gusti diversi, non è niente da dire. Mi ho fatto ritornare i tempi. I miei gusti diversi. Perché voi sapete quella del cavallo? Vai, giusto. Vai di barzellette. Vai. Il cavallo che è andata. Adesso non so se guardi questo umore anglosassone, però sto cavallo è andato al bar, no? È andata al bar e il barista lo avrà detto: perché quel muso lungo? Grappa per lui subito. Tutti un giro adesso. Cioè, abbiamo capito come sta andando la serata. Il cameriere, un tavolo a fianco, gli austriaci, tutti qua a È parlare. un pluralismo uguale al mio, quello anglosassone. Perché quel muro lungo? Perché mi me gode come Conte, mi ride mi so. Ti conti, te li dati solo. Sì, Tutto da solo. Questo è uno spirito non da poco, sì. Posso anche farlo, no? Allora parlo col mio titolare che era un indiano, ma figo da che storia! Insomma, in 3 giorni mi sono trovata sull'aereo e sono arrivata, quando sono salita sull'aereo ho detto adesso cazzo faccio? Arrivo alle 10:30 di sera all'aeroporto di Dublino e pensando che qualcuno mi viene a prendere. Sembra un libro. E telefono e questo mi dice ma io sono in pieno lavoro, ho trovato un posto da dormire, domani un pullman e vieni qua. Ok. Senza skate, sei proprio... Allo sbaraglio. Sì, mio papà poi era un imprenditore. Lo chef. Sempre stato uno, sai, di quelli precisi, puoi andare via. Allora, se in Piemonte avevamo parlato di dove andare, adesso ve lo diciamo anche qua. Se per caso un giorno venite in Friuli, in queste zone qui di Sauris, per fare la via Sterrati, comunque un giro, andate se volete risparmiare soldi tranquillamente nel campeggio dove abbiamo dormito noi, però Neider è il posto dove vi consiglio di andare a mangiare. Ragazzi, oggi è stata una serata epica. La serata è finita così, abbiamo fatto delle chiacchiere con i ragazzi qua in Tenerife. Cioè, questa è una coppia austriaca, marito e moglie, che per il loro anniversario di matrimonio sono venuti in Italia con le loro Tenerife in Friuli a farsi un giro. A casa hanno tipo 2 figli. E ho detto dovete andare in Piemonte. No, in Piemonte andiamo con la Range Rover. Scusa, grazie al cazzo. E niente, cioè, poi chiacchierate con lo chef. Cioè, vabbè, epica. E così concluderei la serata, cosa dite? O se no lo zio vuole andare a bere qualcos'altro. Sì, sicuramente vuole andare a bere qualcos'altro. Anche perché lo zio oggi è fluente. Lo vedo. Bene, grazie e ricordatevi il postaccio qua, ragazzi. Tanta roba e buonanotte. L'ultima notte al freddo e domani si parte. Guarda che hai buttato ti sei attaccata al muro. Buongiorno, andiamo a vedere come stanno i ragazzi.